famiglie più vicine ai pazienti. È questa la novità della nuova organizzazione nelle terapie intensive di San Donà di Piave e Portogruaro, il servizio di Mauro Zanutto. Più umanizzazione nelle terapie intensive di San Donà e Portogruaro. Ciò significa mettere il paziente al centro dell'attenzione medica e quindi tutelare ancora di più la sua dignità, ma anche le visite dei familiari che sono molto importanti in queste situazioni. Dottor Toffoletto, ci spiega esattamente questo progetto, che cosa prevede? È una parte di un progetto molto più ampio che tende a far avvicinare sempre di più la struttura ospedaliera, le cure ospedaliere ai pazienti e ai parenti. Nelle nostre due terapie intensive l'accesso non sarà più limitato a un'ora al giorno, ma sarà esteso a tutta la fascia pomeridiana. In questa maniera il paziente non si sente più escluso dal mondo esterno e nello stesso tempo il papà, la mamma, il figlio, la sorella del paziente potranno essere in costante contatto ogni giorno e non perdere quel rapporto affettivo e familiare che spesso, la cui perdita spesso è causa di notevole stress. La nuova organizzazione prevede dunque l'ampliamento degli orari di visita, ora possibili ogni giorno dalle ore 14:30 alle 19:30, ma anche l'informatizzazione di tutti i posti letto che, oltre alla diagnosi a distanza, permette il trasferimento dei dati clinici dei pazienti con un solo clic, riducendo così al minimo la possibilità di errori di trascrizione. Pazienti e familiari più vicini nei momenti di grande sofferenza. È un progetto che abbiamo voluto a tutti i costi perché innanzitutto ci è stato richiesto proprio dai familiari dei pazienti e d'altra parte riteniamo che un paziente che si risveglia dopo un periodo di incoscienza da vicino ai familiari in un ambiente caldo, umano, effettivamente vada incontro a una nuova nascita.